Situazione maltempo nella zona di Rivignano, queste le parole del sindaco Mario Anzil il giorno dopo. Ma sì, Rivignano, ma anche i comuni limitrofi, ieri domenica è stato colpito da un'alluvione molto forte come non avveniva da decenni, quindi abbiamo subito notevoli danni, molte abitazioni sono state allagate in più parti del paese e quindi ci siamo sentiti già con i colleghi sindaci dei comuni limitrofi, anche loro colpiti da queste alluvioni, in particolare Tevere e Varmo, e abbiamo già segnalato alla Protezione Civile della Regione e alla Regione stessa questa situazione per verificare se vi è la possibilità di attingere ai fondi previsti per questi stati di calamità. So che lei contatterà direttamente anche l'assessore di competenza per cercare di capire cosa fare. Esattamente, mi risulta che tra l'altro già oggi pomeriggio ci siano degli incontri, quindi cercheremo di capire quali sono le possibilità per il futuro. Ormai la situazione è abbastanza buona, il tempo ormai è sotto controllo, ieri c'è stato un grandissimo lavoro da parte della Protezione Civile comunale e mi sento di nuovo di fare un pubblico ringraziamento per tutti quei volontari che dalla mattina presto fino alla sera tardi, ininterrottamente per tutto il giorno, hanno dedicato la loro domenica ad aiutare gli altri e lo hanno fatto con grande efficienza e professionalità e quindi sono molto contento, diciamo così, dei ragazzi della Protezione Civile comunale.